A Genova si affrontano Ligorna di mister Pastorini e l'Oltrepo di mister Parolini nel girone A di Serie D. Biancazzurri settimi a 3 lunghezze dalla zona playoff, reduci dalla sconfitta contro il Città di Varese. Ospiti reduci invece dalla sconfitta interna contro il Novara Omentina, una lunghezza dalla zona play-out. La partita comincia sotto il segno del Ligorna, al sesto la prima occasione con la conclusione al volo mancina di Cericola che però viene deviata da Menegaldo in calcio d'angolo. Passa un solo minuto e sugli sviluppi di un corner la spizzata di Miracoli viene trasformata in rete dallo stesso Cericola, il quale supera il portiere in spaccata e porta i suoi in vantaggio. Rivediamo le immagini della rete. Biancazzurri che continuano a spingere trovando il raddoppio al 12° grazie alla splendida torre aerea di Miracoli con l'inserimento del quinto di destra da Novaro che prima si aggiusta al pallone sul mancino e poi batte il portiere di giustezza portando i suoi sul 2-0. Rivediamo le immagini. Al 14° la prima occasione ospite con il tiro di prima da parte di Rom sul cross dalla destra che però termina alto, ancora Oltrepo con Scannapieco che veste i panni dell'estremo difensore mettendoci la testa su un potente tiro da fuori avversario, mentre sul ribaltamento di fronte al 26° Cericola si invola sulla destra, entra in area ma spara alto sopra la traversa. Al 30° Bodrato si traveste da Superman e comincia a distribuire parate in serie, doppio miracolo prima di istinto basso alla sua sinistra sul tiro di Crom e poi sul tapin di Spatari riuscendo a calare la saracinesca. 5 minuti più tardi ci prova De Rinaldis su calcio di punizione dal limite ma la sfera termina alta mentre torna pericoloso il Ligorna al 39° quando Miracoli conclude dal limite dell'area con la sfera che deviata termina la sua corsa di poco alla sinistra di Menegaldo. A 2 minuti dall'intervallo è Costante a concludere da fuori ma il tentativo è velleitario, mentre sul calcio d'angolo successivo Bodrato si mette nuovamente in luce con una doppia parata su Ghiozzi, confermandosi al 45° con un volo plastico sul colpo di testa in area di Gandolfi, permettendo ai suoi di andare all'intervallo sul 2-0. Nella ripresa riparte forte il Ligorna con la conclusione di Cericola in area, questa volta con il destro ma il portiere devia in angolo. 2 minuti più tardi il Ligorna cala al tris con la conclusione di Miracoli dalla sinistra su cui il portiere si rende protagonista di una sbavatura non riuscendo a trattenere, così l'ariete ligornino va ancora a segno nel girone A di Serie D. Rivediamo la rete. Al 51° reagisce l'Oltrepo con il cross dalla sinistra e colpo di testa da parte di Costante ma la sfera termina alta. Pochi minuti più tardi gli ospiti rimangono in 10 a causa dell'espulsione di De Rinaldis per qualche parola di troppo all'arbitro, lasciando così i suoi in 10. Al 61° i Miracoli a provare l'Eurogol con la volée mancina respinta però dal portiere, mentre 9 minuti più tardi è Spatari a rispondere da fuori non trovando però la porta. 2 giri di lancetta più tardi Cericola pesca Tassotti da destra ma l'esterno non riesce a battere il portiere con la punta, mentre nei minuti successivi per 2 volte ci prova ancora Cericola, dapprima sfruttando una sbavatura difensiva avversaria e poi concludendo con una botta che scheggia solamente la traversa. Al 74° è da Novaro a farsi vivo con la conclusione di destro che però Menegaldi respinge, non riuscendo però a evitare la rete del 4-0. Ligorna Ball nella metà campo avversaria, rete di Licco che festeggia così il suo ritorno dopo l'infortunio che l'aveva messo fuori gioco da luglio. Il Ligorna cala così il poker, rivediamo il replay. Ancora Cericola nel recupero con la botta mancina che però termina fuori. C'è ancora spazio per la rete annullata a Vassallo su manovra corale ligornina e per la conclusione all'ultimo minuto da parte di Spatari che però termina a lato rispetto a Bodrato. Vittoria dunque per i biancazzurri a Genova, gioco partita incontro a Ligorna.